Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova edizione della nostra puntata di 7 in punto che si intitola Aspettando il Vinitaly, una grande occasione di visibilità per i vini del nostro territorio e per l'economia del nostro territorio, perché ricordo sempre che quando si parla di agricoltura a nord-est significa parlare di una porzione molto importante dell'economia veneta. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Desiderio Bisol, un nome che nel mondo del vino è una assoluta garanzia di grandissima qualità, di prestigio, un vino che si avvicina allo champagne, come per fare un paragone con altri vini internazionali. È una delle più antiche cantine del Prosecco e del Cartizze e non solo, è anche una delle cantine che più ha portato la sperimentazione nell'ambito di questo vino in avanti, una sperimentazione che non si ferma mai, è vero? Beh, noi siamo sempre alla ricerca del miglioramento continuo, abbiamo la tradizione, la storia che ci aiuta, ma siamo sempre rivolti al futuro e a capire. Allora, Desiderio Bisol intanto porta un nome importante perché porta il nome del fondatore. Beh, sì, giustamente ho preso proprio il nome da mio nonno, Desiderio Bisol, il fondatore in realtà è il mio bisnonno, Eliseo Bisol, che nel 1875 ha poi fondato l'azienda, anche se poi noi deriviamo da una famiglia di viticoltori nel Cartizze già da più di 500 anni, quindi 21 generazioni. È una bella storia anche familiare la vostra, perché siete padri, figli, fratelli, tutti impegnati nell'ambito dell'azienda e il segreto sembra essere la divisione dei ruoli. Beh sì, diciamo è importante andare d'accordo perché ci sono lati umani e lati professionali, le aziende familiari sappiamo che hanno dei lati positivi e dei lati negativi e noi cerchiamo di far emergere quelli positivi, quindi la grande passione, la grande forza e voglia di fare. Anche perché poi tutto alla fine si riversa nel prodotto, no? Eh sì, il prodotto è il nostro scopo principale ed è essere un prodotto vino, un alimento che deve essere piacevole, uno deve poterlo bere volentieri e bene. Parlavamo di innovazione, aspettiamo il Vinitaly, che anche questo momento di apertura sostanzialmente dell'Expo di Milano, che dovrebbe portare l'attenzione di tutto il mondo sulla nostra enogastronomia e in particolare il settore del vino a Vinitaly ovviamente, e c'è grandissima attesa per quello che verrà proposto, per come ci proporremo al resto del mondo. Voi siete abituati a stare sul mercato internazionale, però non mancano le novità, come dicevamo. Vinitaly, ci sarà qualcosa di nuovo? Sì, naturalmente noi siamo sempre alla ricerca di novità. Quest'anno tutto il nostro progetto di ricerca di sostenibilità che parte dalla viticoltura ha dato non solo un miglioramento della nostra linea attraverso la sostenibilità del prodotto stesso, che io lo considero un miglioramento qualitativo che deve essere fatto di anno in anno, ogni anno bisogna fare un passo in avanti, questo è il concetto molto semplice di sostenibilità. E siamo arrivati oggi. Per nutrire il pianeta ci siamo. Ecco, per nutrire il pianeta cerchiamo di dare il nostro contributo e quest'anno appunto che c'è anche l'Expo, come diceva, è un momento importante in cui il Made in Italy, il Prosecco rappresenta veramente il Made in Italy, lo stile italiano è rappresentato dal Prosecco, come appunto lo champagne può essere uno stile francese. Ecco, noi abbiamo quest'anno anche una nuova versione di DOCG, una DOCG biologica, quindi di origine biologica, che non è altro che un frutto naturale di un lavoro continuo verso il continuo miglioramento che parte proprio dalla viticoltura. È molto interessante, anche perché molte case si stanno rivolgendo anche per quanto riguarda per esempio vini molto prestigiosi come l'Amarone ad un tentativo di produzione di biologico nella DOC e nella DOCG. Che cosa ne risulta? Che vino ne risulta? Ecco, per noi è molto importante il biologico come modo di lavorare, non tanto, chiaramente è importante la certificazione, però noi vogliamo che sia proprio uno stile di lavorazione, tanto è vero che lo facciamo solamente in alcuni vigneti, ma molti altri vigneti che in questo momento non sono biologici stanno già seguendo questa strada qui, ma magari per difficoltà anche, perché comunque la vite e anche il clima di questi anni vediamo che cambia facilmente, cambia ogni anno, quindi non è facile poter garantire una produzione e una qualità costante.
Quindi prima di tutto ci deve essere la qualità del prodotto e poi la serenità nel poterlo bere, questa è una cosa importante, il biologico cerca di dare questo contributo ed è un segnale anche nostro di dire siamo attenti a questo aspetto. Assolutamente, ed è un segnale che un po' tutte le colline del Prosecco stanno cercando di dare, perché chi viaggia attraverso questi territori che sono spettacolari anche proprio per l'intervento umano, per questi vigneti che impreziosiscono le colline, non soltanto le colline di quest'area del Trevigiano. Certo, però appunto è sempre un intervento di produzione agricola, quindi ha bisogno anche di tutte le garanzie per sostenere il territorio, le acque, le falde, tutto quello che ci va intorno. Questo segnale dato da una delle principali cantine penso che sia anche un punto di riferimento per gli altri produttori dell'area. Sì, per noi è importante. Io tra l'altro personalmente lavoro proprio a contatto col consorzio di tutela del Prosecco superiore di Conegliano e Valdobbiadene. Proprio a livello viticolo c'è già in atto un protocollo viticolo che è già un primo segnale che porta le aziende a un miglioramento. Poi chiaramente gli esempi positivi sono sempre esempi positivi e danno aiuto e stimolo alle aziende a migliorarsi. Sono anni un po' difficili, l'ha detto lei stesso, anche proprio per la produzione bio. Per esempio nell'olio c'è stato un disastro quest'anno, l'olio extravergine d'oliva, proprio perché la situazione anche dei parassiti diventa molto difficile da gestire. Ci sono metodi naturali che si possono adottare come antidoto, diciamo così, a questa situazione? Beh, si parte sempre dalla conoscenza e quando uno conosce la pianta, il territorio in cui è, cerca di fare in modo che questa pianta sia in equilibrio col suo territorio. L'equilibrio è un po' come il nostro stato di salute: se mangiamo bene e abbiamo una buona attività fisica, per dire un esempio, è più difficile che ci ammaliamo, ma non impossibile. Noi siamo lì attenti a dare il nostro contributo in maniera da mantenere questo equilibrio, e quando vediamo che le piante, ogni singolo, e questo è un lavoro che si fa per singolo vigneto, vediamo che sono in difficoltà, interveniamo per proteggerle. È per questo che dico, in alcuni casi si può fare il biologico, in altri casi non si può fare, ma non vuol dire che quello sia fatto in maniera meno naturale o meno attenta alla salubrità, alla genuinità. Ecco, forse è interessante sapere anche per il nostro pubblico come nasce questo Prosecco, come nascono le bottiglie di Prosecco superiore che le nostre colline riescono a produrre, per fortuna in quantità sufficiente ad accontentare i gusti del mondo. Beh sì, questo è anche tra l'altro un periodo difficile proprio nel Prosecco, che è un momento anche di forte crescita, che sta mettendo anche a dura prova le riserve che abbiamo costruito e mantenuto in cantina. C'è molta domanda di Prosecco, anche di qualità. Fortissima domanda, la qualità fa sempre la differenza, ma questo è proprio un momento di domanda, tutti lo vogliono, piace, è uno stile leggero, informale, ha un rapporto qualità-prezzo incredibile e a livello mondiale veramente fanno fatica a trovare dei competitor, come si dice, adeguati a questo prodotto qua. Abbiamo una grande carta da giocarci qua in Italia e spero che la lungimiranza dei produttori possa portare avanti questo territorio. La produzione è molto semplice perché si parte chiaramente dal vigneto. La produzione, in base al tipo di vigneto, si possono fare delle classi di qualità. Chiaramente nel Conegliano Valdobbiadene, in particolare nella collina del Cartizze, c'è il top della qualità, quindi la qualità migliore e un'attenzione particolare ad ogni singolo passaggio. E poi delle pressature, che sono delle pressature soffici, appunto per far venire fuori quella parte delicata. Quindi è un prodotto che è molto delicato e semplice, verrebbe da dire, ma difficile da fare, perché c'è un'attenzione e ha una delicatezza così fine che si può rovinare facilmente nei vari processi e nei vari momenti di passaggio in cantina. Ecco, voi avete tra i primi fatto una produzione col metodo classico e sperimentato, adesso ormai diciamo è nelle vostre corde ovviamente questa produzione. Che cosa è cambiato? Che cosa ha cambiato nel vino questa cosa? Allora, diciamo che lavorando sempre meglio in viticoltura e nella qualità e conoscendo sempre meglio il territorio si riesce a far emergere delle caratteristiche che magari qualche anno fa non era così facile far emergere, e quindi questa corposità, questa mineralità del vino che viene fuori, che è data principalmente dalla struttura acida e quindi dipende anche dalla vendemmia e dal modo di lavorare in vigneto, danno una longevità che qualche anno fa non c'era sui prosecchi. A Valdobbiadene adesso produciamo dei prosecchi che
quasi consigliamo di non bere prima dei 3 mesi, ma che raggiungono tranquillamente i 2-3 anni di vita. E questo è perché c'è un grande lavoro nel tempo a ritroso. Tra l'altro la cultura del vino è una cultura splendida che questa azienda sta trasportando anche attraverso paesaggi del nostro territorio che sono altrettanto splendidi, ed è un abbinamento che porta moltissime persone ad avvicinarsi come turisti del vino ai nostri territori. Voi avete ideato un percorso attraverso le vostre tenute che uno si immagina le colline del Prosecco di Valdobbiadene, invece vanno dalle Dolomiti, da Cortina d'Ampezzo fino ai Colli Euganei, passando per la Laguna di Venezia, dove c'è una bellissima tenuta in un'isola, l'isola di Mazzorbo, Burano, quindi sì. Avete sempre scelto delle zone bellissime per piantare i vostri vigneti, e adesso le volete mettere un po' a disposizione anche dei turisti. Beh sì, noi crediamo molto nel Veneto, e sono tutte zone che derivano proprio dal Veneto e sono delle eccellenze venete, quindi si parte proprio dalla Venezia, che è la classica eccellenza, e parliamo di prodotti che non sono solo italiani ma anche internazionali. È una bellissima storia questa di Venezia, tra l'altro, perché si produce un vino che si chiama Dorona, che è un vigneto classico che voi avete riscoperto, e ne avete fatto un vino di grandissimo lusso, di grandissimo pregio. Eh sì, lì diciamo lavoriamo molto di eccellenza e di fino, perché è un vino fermo. Questo chiaramente chi ha a che fare con noi pensa sempre agli spumanti, però in questo caso è un vino fermo. Un vino bianco ma longevo, cioè longevo non intendo dire 2-3 anni, ma proprio intendiamo 5, 10, 15, vorremmo anche arrivare ai 20 anni di longevità, in maniera che sia un vino che si possa trovare nei migliori posti. Qual è la bottiglia più vecchia che avete adesso testato? Ma noi abbiamo iniziato dal 2010, è stata la prima annata, che è frutto di 10 anni di lavoro, di ricerca. 2 sono le annate commercializzate però, credo. In questo momento sì, abbiamo il 2010 e il 2011. Quindi sì. Diciamo avete degli 2012 stiamo lavorando progetti su quest'uva e su questo vino. Intanto il nome è bellissimo, Dorona, che evoca l'oro, che poi alla fine sì. un po' c'entra con queste bottiglie. Sì, l'uva Dorona è un'uva molto particolare, è un'uva che possiamo definire anche un po' a duplice attitudine, nel senso che è buona sia per fare vino ma anche da mangiare, tanto è vero che abbia sempre paura di perdere uva, perché certo. C'è anche chi passa magari tende certo. a mangiarla, perché è proprio veramente molto buona da sola, è bella pastosa, e poi ha questo colore dorato al momento della maturazione, che ricorda proprio l'oro, e anche il vino stesso, che noi lo lavoriamo come fosse un rosso, quindi a contatto con le bucce per oltre un mese, gli dà questa colorazione molto intensa. Io non l'ho dorata. mai assaggiato questo vino, che cosa ne risulta? Che tipo di... Viene fuori una sapidità molto forte che va verso un leggero gusto salmastro, che quindi ricorda veramente l'aria della laguna e l'aria marina, che quindi la laguna è sempre un po' particolare perché c'è questo deflusso delle acque con le maree, che quindi a volte è più salata, a volte invece veniva più quella dei fiumi dolce, e dà questa atmosfera, questa aria diciamo così un po' voglia di assaggiarlo, speziata. Penso anche per chi è a casa, anche se l'orario magari non è quello giusto per una Dorona, magari è più, si accompagna di più con una cena molto importante. La cosa bella è che abbiamo anche un ristorante, che quindi si può anche venire a visitare la tenuta e anche fermarsi a mangiare, o all'osteria contemporanea per mangiarsi proprio un boccone così con facilità, oppure nei 6 mesi in cui è aperto anche il ristorante gourmet stellato. Bellissimo, che dove ci saranno sicuramente dei vini prestigiosissimi. Noi là selezioniamo solamente vini del Triveneto, i migliori naturalmente, e quindi è anche un bel... Bella, anche la bottiglia di questo vino è bellissima, perché ovviamente essendo a Venezia c'è il vetro di chiaramente l'oro, mi sono l'oro. dimenticato di dirlo, ma la bottiglia si presenta con un'etichetta d'oro reale che viene fusa nel vetro a 400 gradi da un maestro vetraio. Di Murano ovviamente, sì. Di Murano ovviamente, siamo nell'isola del vetro. Ecco, mi piace questo viaggio perché ci racconta molto anche della filosofia che ha guidato le scelte aziendali, e volevo parlare anche di questa tenuta che avete sui Colli Euganei, dove producete Moscato Giallo, che è il vino
che rende un po' grandi questi anni il Colli Euganei, e tra l'altro ne approfitto per dire che subito dopo avremo qui il consorzio dei Vini DOC Colli Euganei per parlare delle loro novità al Vinitaly. Ecco, voi lì che tipo di vino producete? Vi date ad altri tipi di vini? Beh, noi ci siamo appassionati anche a queste colline, perché sono delle colline molto particolari, basta pensare che in mezzo alla pianura, diciamo, emergono questi coni di natura vulcanica, con questi suoli che hanno delle caratteristiche che danno proprio una fragranza, una mineralità specifica a questi vini qua. Abbiamo una tenuta nella parte alta, nella zona del Pirio? Sì, nel Monte Pirio, e lì veramente il moscato giallo dà una marcia in più. E quindi vorremmo cercare di portare avanti anche in questo senso qui. Ci sta dando grande soddisfazione. Avete già fatto la produzione o? È la prima produzione, produzione. Quest'anno, sì. Stiamo cominciando a lavorare, abbiamo anche delle linee di bianchi e rossi fermi, ma principalmente c'è la versione spumante, perché noi siamo sempre un po' amanti di questa versione, quindi chiaramente il fior d'arancio come categoria classica molto buona, da fuori pasto chiamiamola, e poi anche stiamo facendo un nuovo progetto per una rifermentazione in bottiglia, quindi una versione un po' nuova, molto interessante e di valore vero e proprio, e molto longeva. Sarà interessante sperimentarla quando sarà qualche pronta. anno, tra qualche anno sarà, insomma, ci vuole un paio il tempo. d'anni, 2 o 3 anni. Quando si parla di vigneti, sia per l'impianto che poi per la produzione appunto dei vini, il lavoro è molto lungo, dietro una bottiglia c'è veramente tanta storia. Tra l'altro queste zone, raccontare le zone dove nascono i vini è bellissimo, perché è vero che cambia veramente, soprattutto quando si parla di Prosecco, il fascino delle rive, la stessa inclinatura dei terreni, l'esposizione al sole, tante cose fanno la differenza in un vino prestigioso. E io sorridevo scorrendo anche la storia della vostra azienda, vedendo che appunto il bisnonno Eliseo sceglieva i vini anche a seconda di quanto fossero ripidi. Anche al Pirio, diciamo che i ciclisti lo sanno, messi bene anche lì. Siamo messi abbastanza bene come inclinazione. L'altra zona è Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo per la produzione di vino, è un po' una scommessa, no? Eh sì, là siamo veramente all'estremo. Parlavamo prima di Venezia, dove siamo si può dire anche dai meno 10 cm sul livello del mare fino a 1 metro, fino ai 1350, fino anche ai 1388 metri sul livello del mare. Là siamo nel pieno delle Dolomiti, è un parco naturale anch'esso, come lo è anche Padova e Venezia stessa, la parte lagunare. Assolutamente. E lì abbiamo, quello è proprio in fase di sviluppo, proprio in questo momento qui. Abbiamo identificato un interprete di quel territorio che secondo noi può dare il frutto desiderato nel corso dei prossimi anni. È un progetto ambizioso, lungo, anche perché non sempre ogni anno siamo sicuri di poter arrivare alla maturazione, e quindi potremo saltare delle vendemmie perché l'uva non ce la fa a maturare con queste escursioni termiche e anche questo freddo anticipato che ha la montagna, quindi siamo veramente al limite delle possibilità della vite stessa. Qui quindi cosa ci aspettiamo? Tra quanto tempo ci aspettiamo un prodotto? Qui non lo so, nel senso che posso dire quello che mi piacerebbe, sarebbe che già tra 3-4 anni potremo avere qualcosa, però credo che ci vorranno 5-6 anni almeno di lavoro. Nel frattempo chi vuole visitare la tenuta trova... Beh, allora, la tenuta è proprio vicino, non proprio nel centro di Cortina, ma appena spostato, vicino all'ospedale, che era proprio una zona famosa per curare le ossa, perché c'era proprio la luce solare in quella... Esatto, proprio. E questo infatti abbiamo notato, per esempio, nelle viti, che noi non facciamo nulla alle viti, perché praticamente i raggi ultravioletti non lasciano che le malattie si sviluppino. Noi vediamo questa linfa che è molto più densa, delle foglie un po' più tozze, ma più grosse, che sono più resistenti. E quindi danno questa resistenza naturale, e allora
ci appassioniamo anche in questo aspetto. Noi aspetto altrettanto sono state qui religiosamente ad ascoltarla, perché è sempre affascinante sentire come nascono, quali sono appunto i segreti che poi fanno delle buone uve e alla fine anche un buon vino. Io ringrazio Desiderio Bisoli, in bocca al lupo per questo Vinitaly, anche se so che per voi le fiere si susseguono una dietro l'altra, però qui giochiamo in casa, insomma, sì. dobbiamo anche dare il meglio, soprattutto quest'anno. Crepi il lupo e vi aspettiamo tutti quanti, numerosi. Grazie ancora. Allora noi continuiamo a parlare di vino questa mattina e lo facciamo tra poco appunto con il Consorzio Vinidoc dei Colli Euganei. Grazie, a tra poco.